Corriere Imprese Nord-Est, 15 giugno 2026. Come può crescere un'impresa artigiana? Strategie e sinergie, l'esempio di SBP. Le aziende senza eredi sono entrate nel dibattito sul passaggio generazionale e rendono concreto il rischio di chiusura di centinaia di imprese, soprattutto nel mondo artigiano. Che fare? A fine 2025 Unioncamere del Veneto, con l'imprinting del suo presidente Antonio Centocomi, ha avviato il progetto Continuità d'impresa, che mira a favorire i trasferimenti di proprietà a dipendenti intraprendenti tra un'azienda e l'altra di questo specifico target dimensionale. L'idea ambiziosa è creare il mercato M&A dei piccoli, ma è anche un'idea realistica. Il caso SBP Tecnologia Impiantistica suggerisce che, a certe condizioni, lo è per davvero. SBP nasce ad Annone Veneto nel 2001, fondato dagli allora 30-40enni Fabio Scodro, Sandro Battistella e Roberto Pascone, colleghi con competenze complementari. Dopo un decennio di sviluppo organico, nel 2014 i tre leader svoltano verso la crescita per linee estreme. Oggi il gruppo conta 140 persone e ha quasi 30 milioni di ricavi. Acquisizioni. Tra il 2014 e il 2021 SBP acquisisce un'azienda di termotecnica a Teglia Veneto, una di termoidraulica a Montegrotto Termine e una nel settore elettrico a Rovigo. È quella che gli studi di strategia definiscono crescita per adiacenze, un approccio strategico che amplia il sistema di offerta complementare, consolida il capitale umano e permette di proporsi come player per commesse grandi e complesse. La competenza chiave per fare tutto ciò è saper condurre bene la due diligence, sapendo che le sinergie nascono bilanciando numeri, rischi, skill, relazioni territoriali e culture organizzative compatibili con il proprio percorso. Scodro, Battistella e Pascone sono artigiani nel fare e raffinati imprenditori nella strategia. Organizzazione. Come tutte le imprese, SBP nasce piccola e da subito adotta pratiche moderne per il personale, facendo crescere autonomia e responsabilità. Molte figure intermedie sono entrate con ruoli operativi, elettricisti, idraulici, programmatori, per poi crescere nelle competenze tecniche, nella gestione dei team e nella guida di unità operative. Oggi sono la cinghia di trasmissione per dare coerenza e stabilità alla crescita. Non c'è soglia dimensionale per applicare le buone pratiche manageriali. Integrazione. Sotto la regia di SBP, le aziende acquisite conservano autonomia giuridica e operativa, perché nel settore impiantistico il presidio territoriale e la fiducia dei clienti restano risorse decisive. Alcune funzioni però sono accentrate per generare economie di scala, qualità e coordinamento. Acquisti, sviluppo commerciale, pianificazione, sistemi informativi, software gestionali. È la traiettoria per il mercato M&A dei piccoli, aggregare aziende e costruire continuità organizzativa.